Sono Dario Rigliaco, sono lo sceneggiatore e autore di Mondi Paralleli e interprete, e siamo oggi al Dorian Gray di Novi Ligure, è il locale che ha ospitato i set dove abbiamo ricostruito il bar della Londra vittoriana del 1888 e del 1892. Insomma, siamo in un posto meraviglioso dove il tempo si è fermato e abbiamo degli attori, delle comparse, dei figuranti fantastici, professionali, seri, educati. E non posso che dire grazie a tutti che hanno messo a proprio agio la troupe, che ha potuto lavorare in maniera impeccabile e senza nessun tipo di imprevisto. Speriamo di continuare così, che questa produzione ci porti a tanti set e a tante giornate belle, importanti e insomma che vada sempre tutto bene come oggi. Quindi, come si dice, chi ben inizia è amica dell'opera. Grazie a tutti. Ciao, possiamo di cartone? No, sta mai fortissimo, aspetta. Ah, sì. No, guarda che sì. Mica di qua con due diti. Esatto. Una potenza in quei due Noi siamo il Griecos Team, ovvero la squadra di scenografia composta da Gianluca, Cristina e Claudia. Una location perfetta per i nostri ricostruzioni di bar e stanze vittoriane. Una location che comunque ci ha dato la possibilità di dover creare degli oggetti ad hoc per le scene che abbiamo appena girato. Alcuni oggetti li potete vedere già sul tavolo davanti a noi, come ad esempio una bottiglia di laudano, delle banconote dell'epoca, bicchieri di gin, bicchieri di whisky. Era usanza nelle stanze di prostitute inserire fotografie della propria famiglia, del proprio passato, della propria infanzia. Erano come un ricordo, ecco, di quello che hanno vissuto e che probabilmente vorrebbero ancora vivere. Per quanto riguarda le banconote invece abbiamo fatto delle ricerche storiche e abbiamo scoperto che, oltre ad essere molto più grandi di quelle che attualmente siamo abituati ad utilizzare, abbiamo scoperto una curiosità. All'epoca venivano ovviamente utilizzate le monete e le banconote erano in realtà dei pezzi di carta, dei fogli a cui veniva assegnato un valore tipo le cambiali, e da lì il nome banconote, che poi si sono evolute come quelle attuali. Ringraziamo Max Di Perna e la sua associazione per averci prestato e spiegato soprattutto come veniva svolta all'epoca la preparazione dell'assenzio nei locali. L'assenzio non veniva servito nel bicchiere bello verde con il classico cucchiaino e lo zuccherino, non veniva imbevuto di assenzio e lo zuccherino, non veniva dato fuoco allo zuccherino, ma c'era una preparazione molto particolare. L'assenzio veniva diluito con l'acqua, un'acqua ghiacciata. Veniva versato 2 dita di assenzio nel bicchiere. Si metteva il cucchiaino sopra con una zolletta di zucchero. Il rubinetto della fontana faceva sgocciolare lentamente l'acqua bella ghiacciata sulla zolletta, che si scioglieva e cadeva giù dentro il bicchiere nell'assenzio.
l'assenzio non aveva il colore verde che dicevo prima, ma era più un giallino opaco. Sono Silvana Del Grosso, sono qui a Novi Ligure nel mitico locale bellissimo londinese. Ciao, sono Mariangela e appartengo al team make-up di Jessica Ayaci. E sono molto felice di far parte anche io di questo progetto di Mondi Paralleli. Per me è la prima esperienza lavorativa nel campo cinematografico, per cui è tutto un ambiente nuovo e per me soprattutto la prima volta è stato molto emozionante e ho trovato comunque un team di persone molto socievoli, con cui mi sono subito trovata bene sia personalmente che lavorativamente, e anche con Jessica abbiamo subito avuto un'intesa per cui ci siamo subito trovate bene a lavorare insieme e questo progetto mi sta piacendo davvero molto e nonostante insomma si lavori molto, l'atmosfera è sempre molto piacevole. E oggi in particolare mi sono occupata del trucco delle donne, ho truccato anche la protagonista femminile e l'ambientazione del trucco di oggi era l'epoca comunque dell'Ottocento, quindi epoca vittoriana, e abbiamo un trucco con dei visi piuttosto pallidi ma allo stesso tempo con queste guance rosate che sembrano un po' delle bambole e sfumature sugli occhi leggere, tutto ciò che insomma rappresentava la moda per l'epoca, che è molto diversa dai canoni estetici che abbiamo adesso. Gradevole, ti sembra tutto concato, sembra una persona molto pacata. Te sei finito così? No, io devo ancora vestire, È ero in andato a attesa cantare di... sedendosi in platea in mezzo al pubblico, camminare. Come si dice a Genova, la porta si lascia. Dici più lontano? Ma poi è una persona intelligente, squisita, è una persona squisita, disponibile. È venuto da solo con il gruppo? Vabbè. Il re e la regina, concorrenti. Specchio, specchio. Buongiorno mondo, benvenuti al Dorian Gray. Questo non stringe. Lo stringo. Non stringe, veramente. Ciao, sono Fabio Canobbio e faccio parte del cast del film Mondi Paralleli. Ho partecipato al casting in Villa Bombrini, dove sono stato selezionato per fare la comparsa, uno dei clienti del pub della Londra del 1800, insieme a delle persone spettacolari, simpatiche, una bella produzione, devo dire, molto organizzata, soprattutto le persone ti fanno sentire a proprio agio, per cui è un'esperienza che secondo me mi accrescerà parecchio questo tipo di discorso, questo tipo di lavoro. L'impressione sul locale è stupendo, il locale è meraviglioso, si addice proprio richiama proprio l'epoca dell'Ottocento in cui noi andiamo a fare questa scena. Ha un sacco di anfratti, un sacco di cose molto simpatiche e carine. La storia praticamente di questo film è molto intrigante, perché attraverso un viaggio nel tempo si passerà dalla Londra del 1800 alla Genova del 1200, quindi effetti speciali, storia, soprattutto storia sia appunto di Londra quanto più che altro però della nostra città di Genova. Vero? Mi chiamo Anna Maria Frangulea. Il mio ruolo in questo film è stato di una ragazza che lavora in un bar losco del 1800 a Londra. Mi sono divertita tanto, ci vuole tanto impegno e tanta serietà comunque, ed è un'esperienza che l'auguro a chiunque di fare.
Sono Angelica Bernardo, oggi è la mia seconda volta sul set di Mondi Paralleli. Questa esperienza mi è piaciuta molto e l'auguro a tutti di fare perché è un'esperienza veramente fantastica. Sono simpaticissimi, molto seri e ti fanno sentire a tuo agio. Scusate. Non è colpa mia se devo Stringe? Sì. Aggiustiamo il papillon. No, ce l'abbiamo noi. Foto della Se hai il cappotto. Gli avevamo messo il cappotto e questo lo lasciamo aperto. Ah, sì, lo lasciamo aperto. Ovviamente Questo perché non sì. è. Ok. È di pile, quindi. Scaldacollo. Ciao, sono Yuri Simonic e nel film Mondi Paralleli interpreto un agente di Scotland Yard che avrà un ruolo abbastanza determinante perché, vabbè, non voglio spoilerarlo. E ho iniziato girando Game of Kings, facendo Arathon, poi ho fatto Provino Interno, sono un socio della D-Animation che finanzia questo progetto che è meraviglioso. Siamo in questo locale molto folcloristico in stile 800 e siamo qua per girare appunto le ultime scene del periodo vittoriano, dei Mondi Paralleli. Qua fino a sistemare perché sì, non sono ancora fatto. Ah no, quelli salgo di nuovo, i soldi ce li hanno già nella cripta. Mi presento, mi chiamo Daniele Nicola e faccio la comparsa nelle scene della Londra vittoriana di Mondi Paralleli e questo è il secondo giorno di riprese e il mio ruolo è molto semplice, quello di tanti altri, è quello di una stante nel losco locale appunto della Londra vittoriana. E è un'esperienza che non avevo mai fatto, è la prima volta che mi avventuro nella cinematografia, è un evento del tutto sporadico in quanto lo sceneggiatore di Mondi Paralleli mi ha acchiappato per strada e lo sceneggiatore di Mondi Paralleli mi ha avvistato per strada e diciamo mi ha pressato a fare da comparsa nel suo incredibile lavoro e io ho accettato di buon grado, probabilmente per via del mio aspetto esteriore un po' atavico, diciamo. Si mette in mezzo lascio. Che faccio? Lascio. Io lo sto pazzo. Grazie, scusami. Grazie. Arrivo, mo. No, lui sta malassa. Oh. Che bello! Ma quando è l'ultima volta che qualcuno mi ha chiamato Riccardo? Ricky. No, ho bisogno di fumare. Il vestito. Allora, mischiamo un po' di due, va bene. Ci servono un po' di bicchieri. Pardon. È una bella esperienza che si rinnova, l'opportunità di poter prendere parte a questa nuova avventura dopo tanti anni di teatro
si impara anche a recitare in una maniera cinematografica. Sono due modi di recitare diversi che penso sia molto importante conoscere entrambi. Qui naturalmente si dà più importanza alla mimica, a certe gestualità anche minimali, cosa che in teatro hanno un'importanza inferiore. È una bella avventura alla quale sono lieto di prendere nuovamente parte, lo staff e il cast sono affiatati più che mai, c'è come sempre un modo leggero di lavorare ma serio, professionale. Questa secondo me è la cosa migliore, la chiave migliore per fare funzionare nel modo più idoneo tutta quanta questa macchina, che è una grossa macchina che è stata preparata e che è stata messa in movimento. C'è tanto lavoro, c'è stato tanto lavoro prima, c'è tanto lavoro adesso, ce ne sarà poi quando si tratterà di fare la post-produzione. Io ho un compito e un ruolo molto contenuti, ma sono molto contento di essere nuovamente parte di questo progetto. Sono veramente soddisfatto e spero anche in queste pochissime battute che ho di riuscire a dare il meglio di me stesso. Tu allora la guardi, fai così. La pipa. Ragazzi, qualcuno... Sì, no, il problema però è che c'è sto coso qua, ho paura di darci una botta. Tu sarai qua? Sì. Sarai sempre qua. Dai sciolto. Abbiamo Clara e la ragazza. Cara Maria. Cosa Sì, parliamo? Non parlare di niente, cioè tu devi... Sì, tu io devo fare qualche scelta. No. Un cliente non è che deve fare l'esame della vista magari. Non ascolto la faccia di solitario. Placca o senza? Placca o senza? Dopo una bella bevuta di whisky. Così perché tu fai la cosa del bicchiere farei. Sì, fallo Mi piacerebbe che sta bevendo, quando arriva la guarda col bicchiere così, no? E fa segno col dito. L'Assenzio lo beve solo uno, non due persone, per me è una cosa molto... Lo beve solo una persona l'Assenzio. Allora, Vedete quanto bicchiere di Assenzio? Magari si beve un bicchiere. No, su Netflix. Però giocava a Fraviglio quando ci perdevi all'epoca 10 eri già inserrato orribile. Ma mi metteva a disagio. Vedere che giocavano a soldi. No, ma sai cos'è? Giocavamo a soldi poi. No, subito qua! Che bella, ragazzi! Proviamo? Proviamo. Si trova magari... La Genki sei in servizio. Prendo anche l'uomo, aspetta che adesso mi devo sganciare. Owen Fighe che sembra. Owen. Nelle palle degli occhi. Gli guardiamo se le bufala. Devo trovare. Cioè. Perché una? È un take. Perché la scena Mi piace, sì. Mi piace. In fondo alla stanza. Devo ancora farla, ancora una di Ah, ecco Silvana, no, perché hai detto a tutti di andarsi a cambiare. Mi scusi. Silvana, serve ancora, bagnare. Sì. Ciao a tutti, mi chiamo Giorgia e sul set di Mondi Paralleli mi occupo di continuità.
La continuità fa sì che le scene di un film siano tutte coerenti l'una con l'altra, o meglio vi spiego. Se nella scena 1 una protagonista è vestita in un certo modo, io mi assicuro che nella scena successiva lei sia vestita esattamente nella stessa maniera, sia pettinata nella stessa maniera e i suoi capelli siano praticamente uguali. Tutto ciò fa sì che il film sia il più armonico possibile. Per esempio oggi ci troviamo al Dorian Gray Bistro, che per la seconda volta ci ospita gentilissimamente per i nostri set, e ci troviamo in un bar di Londra, della Londra vittoriana. La difficoltà di oggi possiamo dire che è stata il fatto di trovarci qualche anno dopo rispetto alle scene che abbiamo girato la settimana scorsa. Abbiamo dovuto stare molto attenti a ricreare gli stessi ambienti, però con qualche piccola differenza, perché comunque gli anni sono passati, non sono molti, però si deve notare sempre la coerenza degli ambienti, degli attori, dei costumi e dei trucchi. Nella scena di oggi abbiamo alcune novità, per esempio vediamo la nostra protagonista un pochino più in azione, nel suo ruolo cominciamo un pochino a conoscerla. Abbiamo gestito un numero discreto di comparse e tutti quanti si sono comportati nella maniera più tranquilla e professionale possibile, nonostante pochi di loro siano dei professionisti. No, facevo a loro. Le prossime scene che gireremo saranno sempre all'interno del locale e siamo sempre stati attenti ai dettagli, come alla preparazione delle bevande, alla moneta corrente dell'epoca vittoriana e all'arredamento e al gusto dell'epoca.